Rieccoci qua Italia. Allora, con Giuseppe adesso andiamo a vedere Selva di Fasano. In teoria dovrebbe esserci anche un parco zoo, come si Zoo dice? Safari. Zoo Safari, vediamo cosa, È famoso. Vediamo cosa riusciamo a combinare, perché non abbiamo lo zoom e il drone non l'abbiamo portato perché pesa e quindi vediamo, via. Allora, aspetta, perché sembra che io arrivo dalla Lapponia, no? Però per un Veneto trovarsi per strada qui i cactus dei fichi d'India, le agavi, le palme, insomma fa strano, è bella sta storia. Oggi vedi anche nuvolo perché è arrivato il clima veneto a farmi compagnia e ti dirò è anche una buona cosa, insomma, perché dobbiamo farci una bella camminata e quindi ci sta. Ok Giuseppe, allora non diciamo in giro che non sappiamo cos'è sta roba che profuma di piante aromatiche. Ci sarà Giuseppe che starà dicendo ma cosa sta facendo questo? Però a me vedere tutte ste robe tipiche, no? Dalle piantine alle case eccetera, è veramente strano, bello, guarda questa, occhio, guarda. Cioè, di no? Another person left a suicide note. Couldn't find another lover. Questi sono da mangiare. Sì, sembra tipo lici. Assaggia. Non so se sono. Proviamo. Aspetta, assaggio prima io. Che cazzo è? No, niente di che? No. Per capire il gusto. Dentro è tipo una pesca, vedi? Sì, un po' acerbi come dice lui, però no, ma che simpatico. Sembra un po' tipo una caramella. Vabbè, questo è l'alloro, bello profumato, e le castagne. Minchia, c'hanno un supermercato loro qua. Porco cane. Sì, di solito ci puoi cuocere i legumi. Metti un paio di foglie di alloro, stai riprendendo? Sì, dai. E diciamo ecco, devo dire di no, cazzo. La foglia d'alloro non ti fare in pancia. Che storiazze. E poi si può fare anche un ottimo liquore che di solito li faccio io se mi diverto. Buon svelato l'arcano. Allora, questo qua è il fico, no? Difatti mi pareva perché anche mia mamma aveva l'albero, no? E poi quello che fa invece i fichi d'India è quello su quella specie di cactus che mi pare si chiami mammillaria, adesso non mi ricordo, ti ricordi? Boh, in teoria mammillaria, però comunque vabbè, quella specie di cactus con le orecchie da topolino. E poi abbiamo una pianta qui, riprende, abbiamo una pianta della Volkswagen. Allora, queste qui sono le nespole. Cioè, si bucano con i denti e c'è un frutto marrone dentro, buonissimo e dolcissimo. Sanno di tutto qua, questo è l'altro corbezzolo. Quelli non sono un bel rosso quelli, no, ma non ci arriviamo. Poi esce magari anche il capo col fucile. No, qua non dicono niente, anzi. Peccato, vabbè, se troviamo una pianta più vicina. Eccolo qua, questo almeno secondo me era il cactus, quello dei fichi d'India, vedi? Quello a orecchie di topolino lo chiamo io. Poi qua guarda per strada trova, guarda che razza di agave, guarda che è alta come me. Ho capito che so basso, però insomma. Couldn't find another lover. Working full time on the minimum wage can cover all that needs to be, and drowning in the weight of everything. Ecco, vedi, non so se riesci a vedere, là ci sono gli elefanti più o meno dritti, no? Io avevo anche pensato, ma mi porto l'obiettivo, quello con un minimo di zoom, oppure no? Dopo ho detto, la giornata è nuvolosa, portiamo il Sigma che è più luminoso. Però vabbè, immaginazione, dai, se non li vedi, ma fa vedere, dovrebbero essere qua sotto dovrebbero essere gli elefanti, vicino a delle piscinette, una piscinetta, ci sono delle casette verdi, col tetto verde, e là vedi gli elefanti che camminano. No, non ho prolungato il viaggio verso l'Africa, è un zoo safari, quindi vedi, trovi gli elefanti e quegli animali lì non riesco a capire, cioè io direi capre da Veneto, no? Ma in realtà possono essere tipo
le gazzelle, vedi, quelle arrampicate, dove c'è la strada con le macchine, ma chissà con che zoom vedi te, sì, perché allontana, non dico che è come la GoPro sto obiettivo, però insomma allontana parecchio anche questo. Però che figata, cioè di colori strani, quella terra così rossastra, mi verrebbe da utilizzare un aggettivo nuovo, pur ignorandone il significato, che è brullo. C'è il terreno brullo, dopo vado a vedere cosa vuol dire, però al momento mi ispirava a dire brullo, cioè guarda che robe brulle. Peccato che non si vede perché lì c'è Monopoli, poi continuando c'è il capitolo, poi da quella parte lì, quel paese lì piccolino in fondo è Savelletri e là dall'altra parte è Torrecanne e proseguendo lì verso sud c'è Ostuni, un po' più in collina. Giustamente il sud è di Esatto, là, sì. perché l'Adriatico è lì e forse lo si vede anche in video. Sì, lo si vede. Ah, rettifica che magari uno zooma il video visto che registra in 4K e dopo ci prende anche per il culo. Sono giraffe, dove ci sono le macchine, sono le giraffe. Che figata. È che siamo... Davanti alle macchine c'è un animale fermo in mezzo. È vero, è tipo uno struzzo. It's doped in shadows of thought. With blood. Ora stiamo andando a vedere la gravina di San Donato, che mi spiegava Giuseppe, sono tipo delle abitazioni di pietra, adesso vediamo, magari è una specie di chiesetta. E si riesce a vedere alle mie spalle, guarda che c'ho i fichi d'India, no? Nascono spontanei così, è troppo figo. Cioè, come ti sei parcheggiata? C'era il CP che sembrava quello del gioco, sai che devi mettere le braccia e i piedi nei numeri. Persuading the only way out. Only love can stop the blood. Queste sicuramente le avete anche voi, le carrube. Le conosco, ma ho dubbi che ce le abbiamo anche noi. Ah, si mangia così? Sì. Dai. Sì. Sono dei noccioli, sì. Buona. Tipo, no, è molto simile al toffee, no? Sai, il caramello. Sì. Mica che buone. Cos'è che devo sputare? Non trovo i semini. Sì, intanto c'è un nocciolino. Vabbè, ma lo senti coi denti, no? Sì. E se lo mandi giù non Eccolo. muori. Ah, ok. Ma penso a te. No, più Che perché belle ste robe, mi piacciono un casino ste robe, cazzo. sono durissimi i semini per quello. Che forte. Questo volendo si possono tostare nel forno. Però questo è buonissimo. Eccolo qua. Queste è quelle che ti raccontavo che raccoglievo in bicicletta e poi li portavo ai cavalli. Ah. Che figata, cioè praticamente tu vieni qua e ti fai lo spuntino camminando. Ecco il nocciolino che volendo si può piantare e cresce l'alberello dopo 100 anni. Dopo 100 anni. No, non lo so, ho detto io. Sì, come leggi questa era la chiesetta rupestre, ma guarda che figata, tutta in roccia, guarda. Cioè tanto strana sta roba. Purtroppo è come certe chiesette, diciamo, particolari che ci sono da noi, che le aprono solo in determinate occasioni, tipo anche quella delle grotte di San Giovanni d'Antro che c'è nel Friuli, la aprono magari per certe messe di Natale, per i matrimoni o per messe un po' tra virgolette particolari, altrimenti solitamente non si fa le funzioni, non si fa messa. Che trovi scritto che risale al XV secolo, no? E durante la dominazione bizantina, quindi sti bizantini erano venuti a rompere le balle anche qua, non solo in Grecia, no? Ti ricordi il video della Byzantine Tower? E le trasformarono le grotte in delle cappelle. Nella chiesetta è possibile ammirare un bassorilievo raffigurante San Donato tra due angeli, purtroppo non oggi che ci hanno inibito l'accesso alla chiesetta, e ogni 6 agosto viene festeggiato questo San Donato con una festa popolare. Che bello, però vedi quando trovi i cartelli che ti spiegano le cose, no? Non sempre li trovi, quindi è una bella cosa. Complimenti al comune. Sai che sono lunghissimi da mangiare, cioè nel senso ti durano, no? È strano per me sta roba, tutte ste robe nuove. Cioè pure le mele c'hanno, sì? Sembrerebbe. Cioè, ma qua non andate a fare la spesa allora, cioè vi fate una camminata e siete a posto. Porco cane, c'è di tutto e di più. Vede? Sì. Rotonde così? Beh sì, è vero, sì. Senti l'odore? Sì, è per cazzo, buona anche, che ci azzardiamo a mangiare anche queste. Sì, come questa stava a terra. Fa vedere se c'è un ramo che tiro giù. Yeah.
Ecco, dalla chiesa di San Donato, proseguendo su questa strada, su questo sentiero, si arriva direttamente a Fasano. Will we ever blindly love? Will we ever blindly love the way we blindly spill our love? Qui abbiamo un villino, giusto una cosetta da poveracci, Che figata. una robettina, villino. Che bello, però. Sorta di villa. È estremamente tipico e stavolta il tipico non è buttato a caso, sai che Singano dice è tipico qua, è tipico là. Qua cosa abbiamo? Un castello praticamente. Sì, vedi? Una villetta a forma di castello. Meno tipico ma bello. Cioè, vedi come sono fatti, guarda? Un po' come da noi, zona Caorle, comunque zone lagunari, abbiamo i casoni dei pescatori, qua invece hanno proprio queste casette vere e proprie, fatte interamente in pietra. Mi diceva Giuseppe che la maggior parte, la stragrande maggioranza di queste casette viene utilizzata come residenza estiva, mentre durante il rimanente periodo dell'anno, senti come sparo parole a caso quando guardo le cose, provo a fare un discorso contemporaneamente, non sono abitate. Another verdict for a minor drug crime sends a person to prison. Ovviamente il CP non può vederli, ma guarda che carini, guarda, uno e una due. Ciao Fufo, guarda che bellini. Uno è andato là, pelo un po' lungo, quello nero, e che ha già visto il CP si mette a poretto, giustamente. E il CP non li ha visti perché il CP è rincoglionito. Il CP vede solo le robe in movimento se gli passano davanti, se no neanche quelle. Prison hard time. Just need a chance to read. Figata perché la colazione di oggi è stata corbessoli e carrube. Buono, gatto. Ah, mi piace proprio l'idea, mi piace. Ability, but the money's only made when we incarcerate. Privatize prisons, create lifelong slaves, and love is cloaked in shadows of doubt. With blood, persuading it's the only way out. Only love can stop the blood. Will we ever? Oh ragazzo, io adoro il CP, però bisogna dirlo, cazzo, fa una puzza quando alitano i cani, mamma mia, irrespirabile l'aria in camper. Adesso tutto spalancato, digli CP. E sì, poverina che si offende, lei ci resta male, ma no, stavo solo raccontando, ma sì, puoi alitare, vai, alita tranquilla, eccola, brava. Percepisci l'alito del CP, percepiscilo, senti?